Pericolo detriti nel lago di Santa Croce. L'alluvione dello scorso 6 dicembre ha portato a valle una quantità di legname come non si era mai vista. C'è chi stima ci siano 1500 metri cubi tra tronchi spiaggiati e sommersi. La prima emergenza è quella relativa alla possibilità di pescaggio dei Canadair in caso di incendi da spegnere. Stiamo valutando la rimozione di questi tronchi perché c'è un problema di sicurezza in primis per il corridoio dove atterra il Canadair va a raccogliere l'acqua in caso di incendio, quindi questo è il problema veramente principale. Per la prima volta l'ente provincia e chi potrebbe occuparsi del recupero e dello smaltimento si sono trovati per esaminare la situazione. L'incontro è avvenuto a Valle del Lago, dove si trova la nautica a cui sono iscritte circa 500 persone e dove ogni anno almeno 150 ragazzi imparano ad andare a vela. Dobbiamo intervenire e cercare di intervenire anche in tempi molto brevi, questa è la nostra intenzione, prima che parta la stagione turistica. Gli interventi sono urgenti e si ritiene sia preferibile farli fin tanto che il canale Cellina non immette acqua nel lago, il cui livello è quindi basso. Si parla di un intervento di forse 200-300 mila euro e che dovrebbe essere effettuato entro e non oltre il mese di marzo. I soldi ci sono perché abbiamo i canoni idrici che da anni rimangono quasi completamente alla provincia di Belluno, quindi riusciamo anche a intervenire su questo fronte.